E lì proprio sull'angolo c'era questo Black and White Lutrario. Black and White scritto così come si pronuncia, così. Qualcuno ogni tanto faceva notare al commendatore che Black and White si dovrebbe scrivere Black and White, no? All'inglese. Ah, niente, tanto è tutto un bolca, sei tutti ignoranti come le crave. Allora, bisognante figurati sa l'inglese, qua invece Black and White così facilita la lettura, facilita. Che entravo, attenzione, il commendatore era sempre lì, dare la cassiera, che guardava con le mani così, controllava tutti, prima se tutti c'era il passaggio stretto di via Pielviate, quella che lo sciancavano, allora lui controllava e poi controllava anche le facce, perché no? Basti dire che aveva fatto serigrafare, no? Era dei cucchiaini del caffè rubati dal Lutrario. La gente prendeva un caffè, tu roba per il chiccerino. Così al corredo per la sorella, no? Queste cose. E il Lutrario allora erano cose che poi c'è da raccontare una vita il Lutrario. E si parlava del Lutrario che l'ha scariato, pic, pala e tumbarella i cariani, non so. Sì, perché andavano a ballare le ragazze al Lutrario, non si sa perché, venivano accompagnate dalla mamma, quelle più belle. Allora era la mamma lì, la vecchiarda, no, che guardava, magari fumava la sigaretta. E tu dovevi chiedere, no? Dice, signorina, permette? Perché... Allora loro guardavano la mare, se la mare faceva... sono impegnato. Allora tutta la banda sono impegnato, cioè cantava la giacca per piacere, no? Queste battute, perché era terribile, no? E ogni tanto ci scappava qualcosa, ci scappava un accompagnamento a casa e lì poi le cose andavano come dovevano andare, no? Come sarebbero dovute andare, insomma. Quindi il Lutrario per noi era una cosa che arrivavamo poi a casa, c'era il rendezvous sempre lì fuori dal bar che parlavo quello lì, ecco, no? E tanti i cracavo grosse, figuriamoci. E si parlava di tutte queste cose così, oppure si parlava di viaggi. Si parlava di viaggi perché eravamo tutti il pallino di girare, perché vedevamo questi film che arrivavano americani, specie quelli anche francesi, Jean Gabin, Il Porto delle Nebbie, oppure Casablanca con Humphrey Bogart, Casablanca, che è una cosa. E allora sognavamo, no, questi paesi un po' esotici o cose, ma soprattutto noi sognavamo Parigi. C'era uno che di sguincio aveva visto Parigi perché aveva lavorato 3 mesi in una miniera del Belgio, tornando ad andare era col treno, no? Il treno era passato da Randa a Parigi, lui aveva visto la Tour Eiffel, la cosa, e allora la sapeva più lunga di noi, ma Parigi, i cheat, parlo già francese, no? E quindi avevamo sto pallino, si diceva che perché Parigi è mia Turin. Io col fiume, la Seine, eccetera. Ma quando poi anni luce dopo il destino mi ha portato sui crocevia del mondo, che io ho visto Parigi, insomma, è bellissimo, ci troviamo, per noi è come essere a casa veramente. E quando anni più tardi un giornalista un po' sprovveduto, aveva scritto una recensione su di me, Geppo Farassino, Yves Montand italiano, è venuta subito fuori la mia parte iconoclasta, no? Perché noi della Varia siamo proprio disfatista, no? Ecco. E allora cosa ho fatto? Ho preso la più bella, la più celebre canzone di Yves Montand, A Paris, l'ho modificato, ho cambiato le parole, ho fatto una specie di parodia che è diventata Gippo a Paris.